Gentili telespettatori di O Bianco o Nero, benvenuti in piazza. Oggi parleremo della vittoria dei sì, ma soprattutto la vittoria dei cittadini che hanno dato una grande dimostrazione di appartenenza a questa nazione. Parleremo non soltanto del perché dei sì, ma soprattutto parleremo di quelle peculiarità che il referendum sa riservare. Ricordiamo nell'87 il primo referendum che aveva completamente abolito, secondo il volere del popolo, le centrali nucleari. Oggi si riapplica quel voto che aveva detto no a quel tempo, quindi oltre il 95% delle preferenze, insomma veramente grandi numeri. Ecco, una nota bisognerebbe anche porla sul fatto che in questi giorni forse tanta informazione non se n'è fatta, e quindi mi piacerebbe anche capire con i nostri ospiti, insomma, che fortunatamente, tra virgolette, l'informazione poi della televisione non è poi dopo così tanto, diciamo così, che possa far cambiare oppure possa far prendere l'ago della bilancia da questa o da quell'altra parte. Un'altra cosa mi piacerebbe soffermare, ma più che altro per coloro che stanno facendo quelle missioni di pace in Libia e in tante altre parti del mondo, proprio perché dobbiamo portare là la democrazia e quindi là vogliamo che la gente possa votare. Ecco, mi spiace un po' che il nostro Presidente del Consiglio ha detto che lui non andava a votare e quindi faceva in qualche maniera leva sulla diserzione di questo voto. Crediamo che sia diseducativo e soprattutto, poi dopo mi pongo io una domanda, poi cercherò anche di farla attraversare con i nostri ospiti. Allora là cosa ci stiamo a fare? Ospiti sono Stefano Cimatti, sindaco di Bassano del Grappa, grazie per essere con noi. Orio Mocellin, grazie per essere con noi, sindaco di Povo del Grappa, con una bella notizia, una bella chicca, e grazie al collega Alessandro Ticce per essere con noi. E poi a te che inizio. E insomma, ciao, per fortuna che la televisione non comanda poi così tanto. No, la televisione vorrebbe comandare, ma in realtà non è così. Non è così perché il risultato dell'affluenza innanzitutto alle urne, ma poi anche il risultato globale di questa consultazione ha dimostrato che non siamo più così teledipendenti come vorrebbero dipingerci, nel senso che partendo dai massimi sistemi, come ben sappiamo, le TV nazionali hanno boicottato fino a una decina di giorni fa l'informazione sul referendum, era sotto gli occhi di tutti, hanno cercato di recuperare in extremis con una fuga ciclistica, per usare un linguaggio a te caro, ma in realtà la gente è molto più profonda della superficialità televisiva. Tu ti occupi di un bel sito, Bassanonet. Sì, io dirigo Bassanonet. In rete c'è stato un tantam esagerato. Ecco, è stata la rete non l'elemento, ma uno degli elementi principali di questi risultati, proprio perché io naturalmente seguo il piano locale, però i problemi si possono ampliare, ma proprio perché i comitati referendari non hanno trovato molto spazio, detto qua, tanto tu sai che non abbiamo peli sulla lingua. Sulle televisioni locali o su parte della stampa locale, si sono dati da fare, hanno fatto delle manifestazioni, passando a volte anche per degli elementi folcloristici, perché hanno fatto i flash mob, si sono buttati per terra in piazza, qualcuno li guardava. In realtà sono persone che hanno dedicato 1 mese, 2 mesi del loro tempo a dire alle altre persone: guardate che bisogna votare. Poi, se siete d'accordo o in disaccordo con le centrali o con l'acqua privatizzata, non importa, andate a votare, perché è un'occasione. Ed è un diritto dovere. È un diritto dovere. Noi ultimamente alle politiche votiamo con le schede prestampate, nel senso con i nomi che ci troviamo già. Qui è proprio un'espressione del popolo, cioè o sì o no, le voglio, non le voglio, ma il gusto. Io posso dire una cosa: sono andato alle 3 di questo pomeriggio a seguire la chiusura di dei seggi al liceo Brocchi a Bassano. Alle 3:10 arrivavano le ultime persone a votare. Mi ha colpito una famiglia, padre, madre, una figlia, penso 18enne, quindi sarà stato,
che è entrata, proprio portava la tessera elettorale così e l'hanno abbracciata come... Cioè c'era una scena molto... Un riappropriarsi delle proprie regole. Ecco, e in quella stessa sezione mi hanno detto che è venuta a votare una signora di 98 anni. Ecco, per cui questo la dice lunga, insomma, su... Insomma, la volontà del popolo è stata quella di legiferare in pratica al posto del Parlamento, con un 95-96% di preferenze, un po' per tutti sì. Sindaco, è un po' la vittoria anche dei sindaci, perché voglio dire, il sindaco è l'espressione del popolo, quindi ogni sindaco, indipendentemente dalla linea politica, dovrebbe essere ben contento. E con questo non vuol dire minacciare il Parlamento. Io sento dire adesso che crollerà il governo. Credo che sia un autogol anche per coloro che lo richiedano questo tipo di intervento, perché poi dopo alla fine si va a delegittimare ulteriormente quello che è la volontà del popolo. Il popolo si è espresso per alcuni punti, non certo per la maggioranza. Sì, io non credo che ci sia questa grande valenza politica. Credo però che l'istituto del referendum vada fortemente ripensato. Perché nella mia ottica io sono molto contento che si sia raggiunto il quorum, anche perché quando si spendono centinaia di milioni di euro per fare un referendum, per una consultazione, sarebbe molto triste, come è avvenuto già diverse volte, che poi alla fine non si sapesse neanche com'è andata. Perché se avessimo fatto il 49% invece del 50%, in realtà io sono convinto che la maggioranza di italiani si sarebbero espressi per il sì, non per il no. Logico. Perché non credo che quel 51 che non è andato a votare, non sarebbe andato a votare, sarebbe stato tutto quanto per il no. Come sempre vediamo che nelle elezioni c'è comunque una parte frizionale di astensione. E poi devo dire che dispiace proprio il fatto di voler togliere una democrazia ai cittadini. Con questo quorum, poi si è parlato anche dell'inclusione degli residenti all'estero. Sì, per fortuna. Per fortuna è stato superato anche quello, se no avremmo avuto e là polemiche, sarebbe stata una Corte Cassazione ancora per settimane, per mesi. Ma io mi domando, che senso ha che ci sia un quorum quando, se alle prossime elezioni, ad esempio del comune di Bassano, per una qualsiasi motivo andassero a votare 50 persone sui 25.000 aventi diritto, eleggerebbero il Consiglio Comunale. Cioè, nelle forme più importanti della nostra democrazia, che sono il voto politico, il voto amministrativo, non abbiamo nessun quorum e dobbiamo avere un quorum. Anzi, io credo che l'eliminazione del quorum porterebbe tutti a votare e noi sapremmo esattamente quanti cittadini sono favorevoli a una cosa e quanti ne sono contrari. Il bello di questi referendum è che se noi moltiplichiamo il risultato dei sì per il quorum, vediamo che la maggioranza degli italiani, non dei votanti, hanno fatto una scelta. Giusta o sbagliata che sia, perché poi su questi referendum dovremmo anche fare delle riflessioni molto importanti sui loro contenuti, perché hanno una valenza sicuramente molto importante sulla vita civile di noi, dei cittadini. Io credo che comunque sia stato un voto di espressione. Tutti dicono che sull'onda del Giappone, insomma, tutti quanti si sono presi la briga di andare a votare perché, insomma, c'era sto pungolo, il voto di pancia. Io spero, mi auguro e credo di no, sinceramente. Lei cosa pensa, Sindaco? Per il nucleare, ma quando andiamo sulla privatizzazione dell'acqua, quando andiamo su queste, diciamo, che erano ben sentite, io credo che dobbiamo vedere il lato nuovo, cioè la rivalutazione del pubblico, perché abbiamo visto che alcune privatizzazioni, diciamo, lasciavano dei dubbi. Il pubblico, se funziona bene, se guida, dove funziona bene, certo. Perché non è che tutti e due i sì abbiano risolto i problemi, perché c'è del pubblico, vedi i rifiuti a Napoli, vedi altri dove il risultato non è positivo. Saranno gatti da pelare. Però ci sono state delle privatizzazioni che hanno dimostrato che, diciamo, non è il top, e quindi l'idea di privatizzare l'acqua o di mettere i nostri impianti, le nostre strutture fatte con tanti sacrifici dei comuni in mano a qualche ditta che doveva vincere le gare, perché era così, o si faceva una gara europea o si doveva privatizzare il 40%. Ecco, io so che voi a Povere del Grappa avete, secondo me, un'invenzione che poi non è un'invenzione, ma è geniale. Avete messo una fontana con acqua minerale oppure normale, fresca, a gradazione come piace all'utente, ad una cifra simbolica, mettiamola così in soldoni, 5 euro prepagati per 100 litri. Sì.
qualcosa di incredibile, può funzionare. No, non è incredibile perché è nel mercato. Diciamo che il mio assessore all'ambiente, come è stata sensibile ai pannelli solari, a fare quel gruppo d'acquisto, a sensibilità alle famiglie, ha voluto tentare qualcosa per risparmiare, diciamo, l'impiego di bottiglie, per agevolare la massaia che non deve portare le casse, ma può mandare, non so, con la bicicletta a prendere 2 o 3 bottiglie di acqua fresca. Credo che sia proprio un modo per dire beviamo l'acqua dell'acquedotto, perché in effetti non è altro che un'apparecchiatura moderna, costosa, ma montata sugli impianti del comune. Credo anche il posto centrale vicino al municipio, su un punto di passaggio, sia stato scelto bene. Di fatto è che ha superato le nostre aspettative, perché diciamo, è usata, c'è anche la sorpresa, c'è il gusto, tutti dicono che è buona, e poi alla fine è anche un piccolo risparmio, quindi un risparmio sui trasporti, sul discorso, ecco, dell'ambiente, anche sul discorso delle famiglie. Pove fa 3.000 abitanti, sindaco Cimatti, Bassano qualcuno di più, ma anche Torino e Milano. Ma attrezzarsi di questo tipo di tecnologia, che poi non è che sia una tecnologia avanzatissima, ma io mi viene in mente tanto il risparmio per quanto riguarda le bottiglie in PET, tutto quello che è la gravosità dell'acqua minerale, il trasporto su gomma. Insomma, credo che sia un'idea importante da poter replicare questa. Certo, io credo che sia una cosa interessante, credo che anche i nostri uffici abbiano qualcosa del genere allo studio, perché penso che le stesse ditte che hanno interpellato Pove abbiano interpellato un po' tutti i comuni. Naturalmente ci sono dei comuni più snelli, e penso che Pove sicuramente sia uno di questi, e dei comuni un po' più macchinosi, come sono comuni come Bassano, che ha oltre 43.000 abitanti. Però mi ha colpito una frase che prima lei ha detto, c'è stata una vittoria dei sindaci. Beh, sull'acqua, perché si dice l'acqua, ma in realtà stiamo parlando di tutti i pubblici servizi a valenza economica. A valenza economica vuol dire che sono quelli che il cittadino paga. Era il quarto referendum che è stato proprio un po' così sul No, passato. ma è importante questo, certo. Perché se noi abbiamo una società efficiente, che svolge bene il suo lavoro, dobbiamo essere costretti a cederne parte ai privati, oppure a fare una gara? Ma lo vediamo come sono queste gare. Io non voglio citare adesso alcuni casi specifici che mi sono capitati da quando sono sindaco, ma avete visto portar via adesso le impalcature dalle mura a lavori non finiti? Quella era una gara vinta da qualcuno che il comune ha dovuto revocare per delle gravi inadempienze. Allora non è detto che le gare siano il toccasana di tutto, soprattutto in zone come quelle del Veneto, dove noi conosciamo le nostre aziende, conosciamo i nostri imprenditori e possiamo lavorare tranquillamente con delle aziende proprie che ci permettono di lavorare bene e di fare gli interessi della cittadinanza. Alessandro, mi pare un marziano questo sindaco, mi dice delle cose talmente semplici, ma talmente condivisibili, perché poi credo che il discorso adesso, sembra che partiamo da una parte all'altra, del nucleare, insomma l'Italia ha punito le grandi lobby, in questo caso il sindaco sta dicendo con la stessa cosa, l'italiano vuole essere garantito sì dal pubblico e che il pubblico si prenda cura con gli appalti con privati che siano di conoscenza del pubblico. Io credo che la lettura che do è questa. Sì, naturalmente a volte la parola privatizzazione viene un po' troppo criminalizzata, naturalmente, perché c'è una certa diffidenza rispetto al privato, rispetto invece al pubblico che in qualche modo ci rappresenta. Non è sempre così, il sindaco ha fatto prima l'esempio di un importante appalto delle opere pubbliche a Bassano che per l'inadempienza del privato ha avuto dei problemi. Io non penso che una multinazionale che gestisca un acquedotto non sia in grado di gestirlo. In realtà poi bisogna vedere quanto questo va a incidere anche sulla tariffa. Era uno dei 4 referendum, certo. Forse quello meno chiaro, ma comunque rientrava nella tematica della privatizzazione dell'acqua, e lì in realtà non abbiamo dei parametri, degli elementi per capire se sia meglio o se sia peggio. Non tutto è perfetto, posso dire che ad esempio mi è capitato, io ho la partita IVA e un giorno l'Etra mi ha mandato una lettera: caro utente, abbiamo scoperto che lei ha la partita IVA per cui io pago l'acqua di casa a uso produttivo. Cioè è un'assurdità, però c'è una legge che lo prevede.
cioè non è che dappertutto ci sia il paese di Bengodi e che tutte le soluzioni, però effettivamente a pelle il pubblico è più anche controllabile da chi poi paga i contributi al pubblico, insomma, vorrei dire. Però non è che le grandi lobby poi dopo, io credo che l'italiano abbia punito proprio le grandi lobby, cioè nel senso la paura dei grandi fenomeni che comunque vogliono guadagnare. Io credo che, non so, se guardiamo qualche documentario anche dell'Africa, guarda caso dove ci sono i paesi più poveri hanno giacimenti più ricchi, però lì li impoveriscono talmente tanto e sfruttano fino al midollo spinale. Insomma, le grandi holding usano questo termometro e l'Italia, insomma, in qualche maniera qua ha fatto una bella diga in questo momento. Sì, ma parliamoci chiaro, privatizzazione va bene quando la privatizzazione vuol dire concorrenza. Se la privatizzazione è comprare le autostrade e avere i monopoli privati, non è che andiamo meglio, andiamo peggio, perché li controlliamo ancora di meno. Certo. Quindi è indubbio che la privatizzazione e la liberalizzazione sono grandi istituti, ma devono essere pluralisti, devono permettere di avere una vera concorrenza. Io credo che ci siano dei campi che sono stati privatizzati. Se noi pensiamo ad esempio alle tariffe dei cellulari, abbiamo visto che ci sono stati parecchi, bisogna anche lì essere degli esperti e seguire le cose, però si hanno delle occasioni di poter dosare meglio le proprie risorse. Quando c'era la SIP e poi dopo la Telecom, erano dei monopoli. Anche adesso ci sono delle forme quasi monopolistiche, però diciamo che in alcuni campi si è andati avanti. Il privato comunque, quando ha la possibilità, tende di fare monopolio o oligopolio, perché è chiaro che è più facile guadagnare. Tenendo il discorso sulla privatizzazione della telefonia, mi viene in mente, non è che forse le grandi holding si mettono anche d'accordo per non perdere soldi, anche questo può essere un rischio, perché lo vediamo con i telefonini, insomma i contratti capiscono che se ti hai voglia di cambiarlo paghi migliaia di euro, insomma anche qua bisogna stare attenti. Io credo che quello che succede nel piccolo succeda anche a livello più intelligente, più organizzato nel grande. Io ricordo quando ero giovane nelle aste, nell'esercito, vengo da quel mondo dove si dividevano il territorio, i lotti, e quindi poi magari uno sosteneva l'altro, ma si faceva una gara, il discorso delle gare, ma non erano serie. A livelli più alti non ho esperienza, ma credo che tutto il mondo e il paese. Da giornalista adesso tu abbiamo visto che il nucleare non ha sfondato. Ti auguri che, o ti auspichi che la ricerca sulle energie rinnovabili possa veramente avere un'accelerata finalmente? Ma sarebbe ora. Noi abbiamo degli eccellenti esempi, non lontano da noi, di questa cultura delle energie alternative, però là, come dire, sfondiamo una porta aperta, perché sto parlando del Trentino e dell'Alto Adige, dove naturalmente la dotazione finanziaria anche degli enti locali dei comuni è ben superiore ai nostri comuni, e dove ci possono essere delle soluzioni. Mi ricordo, sono andato a Prato allo Stelvio, dove c'è l'energia eolica, fanno l'energia col biogas, ci sono i pannelli fotovoltaici, il cippato, c'è tutto. E quando ho visto quell'esempio dico, ma possibile non riuscire ad applicarlo in parte? Adesso qualche nostro comune ha cominciato a fare le centrali a biomassa, ma sono ancora viste come delle eccezioni. In realtà la via è quella, perché comunque sia, probabilmente a noi il problema non ci toccherà, ma fra una cinquantina o un centinaio d'anni le energie fossili, quindi petrolio, saranno al lumicino. Ma se quello che è vero, che si dice che i petrolieri stanno cercando di cambiare mercato nel giro di 10 anni, vuol dire che forse riusciremo ancora a vederla, Stefano, in questa maniera qua. Insomma, le energie petrolifere sono veramente oramai ridotte. Ma non lo so, io dico che sul nucleare andrebbe fatto un discorso molto complessivo e molto particolare, perché non sono chiare troppe cose. Intanto non è chiaro qual è il vero costo del nucleare, perché io ho sentito tante voci, ci sono voci addirittura che il nucleare è addirittura più costoso delle altre forme, se teniamo conto poi dello smaltimento dei rifiuti tossici, dei rifiuti radioattivi e di quant'altro. Io devo dire che ho molte perplessità su questo referendum sul nucleare, perché in un momento emozionale, dopo Fukushima, così come è stato emozionale l'87 dopo Chernobyl, è chiaro che la gente è portata a dire no.
D'altro canto sappiamo benissimo delle centrali nucleari vicino ai nostri confini e noi sappiamo che Chernobyl, quando c'è stato, la radioattività è arrivata anche da noi e non eravamo a 4 passi. Certo, meglio averle un po' più lontane che proprio averle in casa. Ma ecco, io credo che ci possano essere delle grandi evoluzioni. Le tecnologie, la scienza sta procedendo a passi da gigante. Io dico sempre che quello che è avvenuto nella tecnologia negli ultimi 10 anni, non parlo del nucleare, parlo in generale, certo, è forse molto di più di quello che è avvenuto nei 50 anni precedenti. Quindi non sappiamo quello che ci sarà, che ci avremo davanti. Si parla di fusione fredda, si parla di novità. Ecco, io mi auguro che, malgrado questo referendum, non ci sia una frenata totale nella ricerca. Può essere che sia stato il voto della paura, Orio? Sicuramente, come ha detto benissimo il sindaco Cimati, è stato un voto di suggestione, però è anche vero che stava andando molto il fotovoltaico, soprattutto quello nelle campagne, hanno cominciato a dire sciupiamo troppo terreno, ci sono interessi, l'avevano un po' stoppato. E credo che, secondo me, le decisioni prese così, o tutto o niente, non siano corrette. Come diceva, l'equilibrio ci vuole. Credo, come diceva, avere il nucleare, diciamo, ai confini, tanto è meglio avere uno fatto bene, magari anche... Ma insomma, io sinceramente sono più contento che non li facciano nemmeno in casa mia. Per cui, siamo voglio tutti dire, d'accordo se che è pur nessuno vero, lo vorrebbe. se è vero che oggi con 450 centrali nucleari riusciamo a espletare il 5% del fabbisogno mondiale, e hanno detto che il doppio delle centrali nucleari riuscirebbero a fare il 7-7,5%. Cioè, voglio dire, siamo veramente ancora messi, non è la risoluzione di tutti i problemi, però ci troviamo il problema di 25-30 mila anni con le scorie, Tizio. Sì, la gente è questo, che se la nonnina è andata a votare, credo che sia andata a votare per sua nipote, vuoi che sia emozionale, vuoi che sia di pancia, però insomma... Sai, hai citato un problema non secondario, quello delle scorie, non è solo la produzione di energia, ma la gestione dei rifiuti, diciamoli, e il nostro paese al momento non sta dando un buon esempio neanche per i rifiuti normali, figurati per quelli radioattivi. Volevo arrivarci dopo, non siamo capaci di buttare i rifiuti normali. Sì. Beh, poi parafrasando dicono che sul Vesuvio c'è un inceneritore naturale, quindi l'umido potrebbe fare una bella fine. Sindaco, voglio dire, le idee potrebbero aguzzare l'ingegno. No, ma diciamo la verità che nel nostro territorio abbiamo superato il 70% di raccolta differenziata. Ma è logico, devo è qua dire diverso. che Non mi bisognerebbe, riferivo al bassanese, Certo, parlavo dello certo. stivale. bisognerebbe un pochino avere una visione. Purtroppo, come si dice, l'Italia è lunga e purtroppo le leggi diventano uniche per tutti. Io credo che questo sia un grosso errore. In questo io crederei nel federalismo, nel senso che ci sono delle realtà che lavorano bene e che meritano di essere lasciate lavorare e delle realtà che lavorano malissimo, che dovrebbero essere bastonate a sangue. Purtroppo le bastonate arrivano uguali per tutti, anzi qualche volta con dei tagli lineari chi ha sprecato tanto può continuare a sprecare, sia Certo. pure un po' meno, e chi è già all'osso non ha più la possibilità di tagliare la fetta del salame neanche sottilissima. Lei dice che l'Italia è lunga, però è anche pur corta per le grandi associazioni a delinquere, perché li vediamo, Camorra, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita, che arrivano qua al nord e ne abbiamo visto degli esempi anche a Torino, insomma stanno facendo grandi business. La gente sente, io credo che la gente non sia cretina, cioè la gente poi alla fine avverte che c'è qualcosa che non va, è un po' come dire c'è nell'aria qualcosa e se sto voto è andato in quella direzione, io sono convinto che non ha più fiducia, non delle istituzioni, sta dando un voto alle istituzioni come ultimo appello. Stiamoci attenti che abbiamo capito che qualcosa non funziona. Diciamo che come regole io ti parlo come generale, insomma. Secondo me ha dato valore alle istituzioni, perché quando Esatto. si sostiene il pubblico si è un po' invertita la tendenza. Una volta Però come ultimo appello mi pare tanto, Tice. Beh, direi che non so se sia l'ultimo appello, ma un fortissimo segnale, questo sì, assolutamente forte, alle istituzioni affinché ritornino ad essere tali. Io questa tiepidità che abbiamo visto fino in questi anni, oppure questo grande calore lo vedevo negli anni 70, che poi si sono trasformati purtroppo negli anni di piombo, e quindi io credo che bisogna stare molto ma molto attenti a non ripercorrere quella strada malsana. Però c'è più partecipazione da parte dei cittadini. Sì, questo è innegabile, devo dire, io ho questo osservatorio che naturalmente è limitato al discorso, si tratta di un portale web, però ho centinaia di commenti, migliaia di contatti e visite e si avverte il termometro, insomma.
della popolazione, c'è voglia di partecipare, c'è voglia di commentare, di dire la propria, diciamo un termine abusato, di essere protagonisti, perché per troppi anni diciamo che il sistema in generale ci ha messo i piedi sulla testa, insomma, alla fin fine dov'è la voce di questo benedetto cittadino? E questa è stata un po' una prova importante, perché la risposta della gente è un sintomo e una voglia. Adesso non penso che gli anni 70 siano ancora come dire, un termine di paragone, perché negli anni 70 c'era anche molta partecipazione, diciamo pure politica, all'interno delle scuole, c'era una certa coscienza. C'era una certa coscienza che poi veniva anche strumentalizzata, eccetera. E queste cose non ci sono ancora, però la gente è uscita dalle porte di casa. Io apprezzo un articolo che ho visto sul tuo sito sui bicchieri lasciati dai bar, perché credo che sia un'insolenza, no? E qua tiriamo in ballo il nostro sindaco di Bassano. Però è anche vero la strumentalizzazione di quando non si dice la verità nelle televisioni, oppure alcune televisioni che gli piace, insomma, in qualche maniera ciurlare il manico. Io le faccio i complimenti, perché il cittadino si contrappone, oppure il punto di riferimento primo è il sindaco. Una polemica che è nata nei mesi scorsi era Viale Montegrappa, che era uno scempio, tutti quanti dicevano che era una schifezza, e tu hai fatto delle fotografie, ho visto. Sì, no, è stata Italia Nostra che ha fatto le fotografie, io le ho pubblicate. E ho visto che come insomma riconsegnata, e c'è addirittura più partecipazione da parte dei cittadini a mettere le macchine nel giusto posto, mentre prima era una sorta di Far West. Ma io penso... No, le faccio questa domanda, perché la gente dice non è che andiamo fuori dal seminato, è una questione di logica. Ma è una questione molto semplice. Qualsiasi cosa tu faccia, ci avrai sempre una percentuale, sia pur molto limitata, che ti critica e per farsi sentire urla ancora più forte. Io credo che un'amministrazione con difficoltà economiche, come tutte le amministrazioni di questo momento, non sia così masochista da buttare dei soldi. Viale Montegrappa era una situazione invivibile. La gente inciampava nei marciapiedi, con rischi anche di risarcimenti di danni, perché i marciapiedi erano letteralmente saltati dalle radici. La gente mi diceva che non poteva allontanarsi una notte senza lasciare le chiavi al vicino, perché se pioveva, con le foglie che intasavano le caditoie, gli allagava le... Abbiamo fatto un'operazione, siamo stati criticati da Italia Nostra, dicendo ad esempio non avete fatto la pista ciclabile. Dov'è la pista ciclabile? Allora lo dico a un ciclista: le piste ciclabili hanno una loro logica se costruite in un certo modo, in certe strade, per creare certi collegamenti. Ma fare una pista ciclabile dove ci sono 30 o 40 o 50 accessi carrai, dove il ciclista deve solo stare attento che una macchina che esce da casa sua non metta fuori il naso, mi pare che sia una cosa assolutamente inutile. Noi abbiamo avuto il coraggio di farlo contro delle critiche, e il tempo secondo me ci darà ragione. Io sono per le cose a lungo periodo. Ma quindi... no, io intendo questo quesito sul fatto che la gente mi pare sia tutta contenta. Io ho sentito delle interviste su altri telegiornali che erano tutti scontenti. Dice: come funziona sta televisione? Ma non per dire di questo esempio, è un esempio che poi dopo possiamo anzi lo riporteremo al nostro referendum. Come funziona questa televisione? Tu sei da molti più anni di me. Io 20, tu 40, 50, sei 20. No, io festeggio il 25ennale. Insomma, dai. Ho iniziato nel 1986, 25 anni fa, insomma, e il mio piccolo anniversario ce l'ho quest'anno. Ma sai, è un discorso lungo e difficile. Diciamo che innanzitutto la televisione non ha oggi spazi di approfondimento, perché il telegiornale dà notizie tout court. Gli spazi di approfondimento e di confronto, come questo ad esempio, servono a entrare nel merito delle questioni, delle diverse posizioni. E capire qualcosa. Capire qualcosa. Non è sempre facile. La televisione di oggi è oggettivamente, il sistema televisivo, mi riferisco a quello locale, ha dei grossi problemi con la novità del digitale terrestre, problemi di gestione, problemi di proporre dei contenuti che non siano delle repliche, copia e incolla di se stesse, che sono anche comprensibili, insomma, perché comunque sono aziende piccole, certo, per quanto abbiano dipendenti, tecnici, eccetera, sono aziende piccole e hanno delle loro gatte da pelare.
E io voglio dire, la televisione di oggi ha dei grandi professionisti all'interno, ma come sistema probabilmente sta diventando antiquato. E quindi la rete dovrebbe... lo dice uno che ha la TV nel cuore. Ecco, un po' quello che poi patite voi nei piccoli centri, Orio. Insomma, si reclamizzano giustamente le adunate degli alpini e con grandi enfasi, però si parla poco dei problemi come il nucleare, come il libero impedimento, che adesso ci arriveremo anche a questo. Sì, credo che a volte sia volutamente evitato di parlarne, perché c'è sempre, nelle amministrazioni c'è sempre il rischio di bruciarsi, di fare, e quindi certe Non è che si serie... scomodi a qualcuno se prima si parla del libero impedimento, sindaco di Bassano, Stefano Cimatti? No. Non può essere che può essere sgradito a qualcuno. Ma io non lo so, io su quell'argomento lì ho apprezzato tantissimo quello che ha detto il governatore Zaia, il quale ha detto che noi dovremmo fare delle leggi per rendere molto più rapidi i processi quando è coinvolto un amministratore È stato un uomo pubblico. coraggioso, apprezzato. No, ma trovo che ha detto una cosa giustissima, cioè io se dovessi essere inquisito per qualche cosa, vorrei a tutti i costi, vorrei fare il processo la mattina dopo. Certo. Perché farlo un anno dopo, 2 anni dopo, e per avere l'infamia del dubbio per degli anni, secondo me è una cosa, per chi si sente innocente, chi si sente pulito, credo che sia una cosa intollerabile. Seconda parte di Bianco o Nero la apriremo proprio con il libero impedimento, ok? Allora, pubblicità. Quel poco che abbiamo. Vi presento la pizza Maranello, riconosciuta dallo stesso comune come testimonial della rossa più amata del mondo. Creata coi prodotti tipici della loro terra, l'aceto balsamico tradizionale, la coppa stagionata di Maranello e la mozzarella di bufala. Viva la Ferrari! Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzata in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisioni Autofficina Sandri, la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi. Brink, negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali. Montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Fotoprint, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Sostituzione filtri particolati che riducono del 94% le emissioni delle polveri sottili. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card. Più punti, più premi. Colora la tua vita con Prink. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. A 6 chilometri da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel ristorante I Cavallini. Il ristorante dotato di 60 coperti è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna, Vicenza. Ben rientrati in piazza, allora si parla adesso di libero impedimento, allora vale a dire quella legge che in qualche maniera dava l'opportunità ai parlamentari e ai senatori, qualora avessero da svolgere qualche processo, da poter dire più volte: oggi ho un braccio ingessato, oggi non posso perché devo andare a fare questa cosa qua per il Parlamento, e in qualche maniera poteva, diciamo così, scapolarsi e non presentarsi ai processi. Quindi lungaggini, mi pare, e tante volte potevano cadere in prescrizione. Questa legge oramai è entrata in vigore grazie al popolo italiano e quindi per buona pace di tutti non ci sarà più il libero impedimento. Io in apertura dicevo, Sindaco, che avrei votato anche no se ci fosse stata la legge che impedisse
ai parlamentari di essere eletti se fossero macchiati nella loro fedina penale. Questo non succede in Italia e allora è giusto che il libero impedimento, insomma, non debba più essere una scusa e chi deve essere processato vada a processo in qualche maniera. Si può ragionare in tante maniere. Io credo che i nostri padri costituenti avevano stabilito il principio della immunità parlamentare e io credo che fosse giusto. Poi, come tante cose degenerano, non dimentichiamoci che anche con l'immunità parlamentare ci sono stati dei deputati, mi ricordo Tanassi, Longo, che sono finiti in prigione. Ecco, quindi voleva dire che funzionava allora. Io credo che ci voglia una tutela per chi governa, perché è chiaro che non sempre le azioni giudiziarie hanno un fondamento vero. Quindi anche sulle persone inquisite io avrei molti dubbi a dire perché uno è inquisito che sia moralmente non gli fosse lecito di fare il parlamentare. Un conto è quando uno è condannato. Ma come dicevo prima, secondo me fondamentale è poter togliere al più presto i dubbi circa delle situazioni. Abbiamo visto dei processi, senza ritornare al processo Andreotti, ma anche tanti altri. Penso a Mannino, penso ad altre persone che sono state inquisite. C'era un articolo ieri su Camillo Cimenti, una sua intervista. Camillo Cimenti è stato un uomo integerrimo, che però è stato persino risarcito per ingiusta detenzione, gli è stata rovinata la vita con delle accuse in quel momento di Tangentopoli in cui erano tutti colpevoli. No? Quindi io credo che ci voglia una giusta moderazione. Che sia stato tolto il legittimo impedimento, secondo me, questo voto non era solo sul legittimo impedimento, perché in realtà il legittimo impedimento era già stato attenuato moltissimo dalla Corte, che aveva detto è il giudice a stabilirlo, quindi era già stato attenuato moltissimo. Ma è una dimostrazione che la gente vuole che la legge sia uguale per tutti. E qui è stata chiaramente una presa di posizione con delle leggi che indubbiamente sono state fatte ad personam, volenti o non volenti, lo vediamo tutti, è stato così. E questa è la reazione dei cittadini. La nonna Maria, quella che è per strada, so che ti piace Alessandro, dice, mi pare tanto che chi va in Parlamento va per farsi i suoi affari. Purtroppo abbiamo avuto degli esempi. Certo. E insomma bisogna stare attenti, anche questo è un'altra bocciatura al comportamento. Io credo che l'italiano abbia rimandato i nostri politici a settembre, nel senso che vi teniamo d'occhio, sappiamo cosa fare, non siamo un po' così stupidi. Sì, ma io direi non andiamo a nuotare al mare perché ce lo dice. Ma direi che la pentola a pressione ha cominciato a fischiare, insomma, quest'acqua che continuava a bollire. Io parlavo prima di un chiaro segnale, insomma, noi ci dimentichiamo sempre. E questo è il dramma del nostro Paese, che adesso lasciamo stare i discorsi sulla legge elettorale, che certo. Se no finiamo alle calende greche. Però, voglio dire, noi ci dimentichiamo che sono i nostri rappresentanti, quindi in teoria sono i nostri dipendenti, i parlamentari. Ti ho mandato io là, tu mi devi rispondere, tu non devi togliermi il saluto nel momento in cui cominci a entrare in consiglio regionale e cominciare a fare certo. Chi le leggi ad personam, per carità, ma anche altre cose ad personam. Certo. Tu sei un mio rappresentante, ma questo ce lo dimentichiamo e se lo dimenticano soprattutto loro. Ma vedete la differenza di comportamento tra la campagna elettorale e dopo? È qualcosa di scandaloso. È qualcosa, ma io ho visto da parte di persone elette nel nostro territorio, non farmi fare nomi neanche se mi togli il dente, ma un cambiamento da così a così, proprio una trasformazione, cioè tu senti il riverbero del potere in quelle... In realtà, cara mia persona, ti ho mandato io là, sei il mio, tra virgolette, dipendente, e invece se lo dimentica. Diventa proprio il contrario. Cosa che non avviene però per i sindaci. No, i sindaci penso che siano perché più io non conosco nessun sindaco, mi tolgo di mezzo, ma non conosco nessun sindaco che non sia sempre disponibile, che ascolta tutti, che cerca di dare una mano alle persone che ne hanno bisogno. Questo sia mio, quindi Stefano. io credo sì, che... Sì, no, questo io sono il primo a dirlo, però la politica è miope, ne ha fatto un voto politico, Pisapia, Moratti o De Magistris, quando poi forse la cosa più semplice è che la gente vota la persona che più gli dà garanzie.
vuoi che gli dia garanzie perché è un bel ragazzo, perché dicevano a Napoli vince De Magistris perché è un bello guaglione, ma può anche essere quello, però la gente vota la persona, non vota il politico. Io credo che sia questo anche qua a Pove hanno votato una persona, non hanno votato il movimento. Credo che i sindaci escono in prima persona e ci mettono la faccia. Purtroppo evitiamo di parlare di leggi elettorali, ma ci hanno tolto il gusto di votare. L'impedimento, sì, ma se i cittadini potessero scegliere i loro candidati, alcune figure non entrerebbero al Parlamento, perché adesso certo. passano in ordine cronologico, come sono esposti. Se ci fosse la possibilità di scegliere, credo che prima o poi dobbiamo arrivarci. La miopia della politica è proprio nei talk oppure nei telegiornali, che adesso vige il dibattito se questo governo reggerà o meno. Io da cronista direi che non mi porrei neanche la domanda, cioè nel senso che un referendum non deve incidere sulle sorti del governo. Ma la stupidità della politica è proprio quella, di farsi autogol da soli. Ma secondo me questa può essere anche una forzatura giornalistica, è un problema reale, comunque una verifica interna deve esserci. Comunque oggi ho parlato ad esempio con un noto esponente della Lega Nord del nostro territorio, e io sono andato a votare. Cioè, perché non dovrebbe andare a votare anche ma se... per fortuna che ci sono pure questi, ma per fortuna c'è Zaia, cioè, che dice sì, e l'ha detto tranquillamente. Cioè, perché sempre questi ragionamenti a compartimenti stagni, insomma? La Lega esplode secondo te in questa cosa qua? C'è molta... Ma la Lega c'è sempre un bel fermento, è sempre un movimento molto vivo, Ma all'interno ci sono molte lotte intestine, credo. Vivo in tutti i sensi, ecco. Certamente ci sono delle correnti di pensiero anche in questo campo, insomma, ma comunque c'è sempre questo modo di interpretare. Ad esempio questa mattina il ministro Maroni, ministro dell'Interno, ha dichiarato alla stampa: secondo le proiezioni del Ministero dell'Interno il quorum sarà raggiunto anche senza il voto degli italiani all'estero. Alcuni esponenti, ad esempio dei Verdi, invece di cominciare a stappare le bottiglie in anticipo, hanno criticato questo intervento come un tentativo di dire alle famiglie non serve più andare a votare, perché c'è sempre questa interpretazione, questa dietrologia, e la dietrologia è il grande cancro del nostro paese. Questo è vero, però credo che sia una uscita non felice quella, perché se si parla di par condicio oppure di legge elettorale in funzione proprio nel momento in cui mancano 3-4 ore, non era ancora il 50%, per cui poteva essere, sono cadute anche di stile, penso, no? Ma io penso che siano poi alla fine delle strumentalizzazioni. Io non credo che Maroni lo faccia apposta e trovo che sia stato molto giusto. Anch'io ho incontrato anche ieri dei rappresentanti della Lega che mi hanno detto che loro vanno a votare. Ma non credo che vadano a votare per danneggiare Berlusconi o altro. Io credo che ci sia una coscienza dei cittadini di fronte. Infatti io non gli do nessun tipo di valenza politica. Bravo, sì. Non credo che debba dipendere il governo Ed da era questo. per quello che insistevo sul fatto. Allora perché? Perché credo che sia il discorso anche più logico, Sindaco, che non ha nessun tipo di valenza politica, ma semmai ha un tipo di valenza popolare. Ma perché allora continuiamo sempre a strumentalizzare il fatto, adesso seconda sberla del governo? Se si mette così si delegittima. Diciamoci la verità, è la seconda sberla a Berlusconi, non al governo. Il governo è fatto di tante persone, i partiti sono fatti di tante persone, Berlusconi è un po' anomalo. Perché l'ha voluto politizzare. Ma perché Berlusconi è andato a fare il capolista a Milano, che non è una cosa seria, perché tutti sapevano che non sarebbe mai entrato un giorno in consiglio comunale, ha voluto fare un referendum su se stesso e l'ha perso, e lì ha un valore politico. Credo che abbia fatto un errore clamoroso, come fece Craxi quella volta, di dire andate al mare, perché poi dopo i cittadini reagiscono. E questo il fatto, secondo me, è una sberla a Berlusconi, per cui io dico, siccome siamo in una repubblica parlamentare, io credo che ci si dovrebbe riappropriare della nostra Costituzione e dire: Berlusconi, hai fatto il tuo tempo, ritirati e andiamo avanti anche senza andare a elezioni per arrivare a dei risultati che sono l'economia, che sono di secondaria importanza, ma importanza anche una legge elettorale. Portiamo avanti quelle riforme che servono e soprattutto io chiederei a Berlusconi di risolvere il problema anche del futuro, perché lui rappresenta un'area molto importante del Paese e quest'area deve essere rappresentata da chi
Tornavo da un viaggio all'estero, dopo 4 giorni che non leggevo il giornale, a Madrid sono riuscito a impossessarmi di un Corriere della Sera e ho sbarrato gli occhi perché non sapevo quello che era successo e riportava 9 correnti del PDL. E allora ragioniamoci un pochettino sopra, pensiamo al futuro dell'Italia e degli italiani e non delle singole persone. C'è una persone. crisi di identificazione, di quale non si sa più bene, cioè in questi anni ci sono io e non c'è più nessuno. Berlusconi era quello che catalizzava indubbiamente e ha saputo vincere, insomma, questo è innegabile. Diciamo Ma è possibile che nel mondo della politica non ci siano 2 leader? Quando uno è grande dovrebbe essere talmente grande di capire quando deve far crescere qualcun altro, quando è ora di saper fermarsi. Berlusconi secondo me è stato un grande politico, spesso è stato molto sopra gli altri, però adesso probabilmente c'è timore di creare qualcuno perché tentava di reggere ancora. Probabilmente gli italiani hanno detto adesso fermati, e lo dico io che sono della sua area, insomma, quindi qualche errore l'ha fatto. Ed è giusto che dica però chi sarà le È un esempio, quello di Orio, molto tangibile, è un po' quello che vedono tutti. Ecco, cosa ti aspetti nel prossimo futuro su PDL e Lega, ma soprattutto è possibile che non ci sia nessuno dall'altra parte che possa in qualche maniera rendere più coesi il centro-sinistra o il terzo polo, cioè qua alla fine la gente non ci capisce più niente, si troverà poi fini a dover, non so, appoggiare un Parlamento con il PD, io credo che siamo fuori dal mondo. Diciamo che ormai le categorie storiche si stanno sgretolando. C'è stato un recente incontro a Bassano intitolato Dialogando, si è parlato di immigrazione e integrazione, dove i discorsi più, tra virgolette, di sinistra venivano espressi da esponenti di Futuro e Libertà. Cioè, voglio dire, sia integrazione, sia la legge sulla nuova cittadinanza per gli immigrati, lo dicevano i fine anni, no, per dire, no? Per cui c'è un ridisegno, c'è un work in progress nella politica che da una parte può essere interessante come laboratorio, dall'altro probabilmente rischia di disorientare l'elettore, soprattutto perché alla fin fine i leader sono sempre quelli. Alcuni però hanno 70-80 anni, attenzione, dov'è la generazione X? Ma io ho l'impressione che sia non tanto disorientato l'elettore, quanto in questo momento storico sia disorientato il politico, oppure la politica che sia disorientata, non sappia più come fare per essere più affascinante. 10-15 anni fa, o anche fino quando è entrato e sceso in campo Berlusconi, ha creato intorno a sé un grande fascino e lo ha sfruttato fino ai giorni nostri. Oggi la politica non sa più essere fascinosa. No, non sa più essere fascinosa anche perché si sono perse le ideologie. Non c'è più ragione di avere certe ideologie. Una volta c'era il muro di Berlino, c'era il blocco comunista, c'erano delle preoccupazioni, c'erano dei movimenti internazionali che preoccupavano. Oggi non è più così, però io sono solito dire una cosa, che ad esempio in politica il peggior nemico è il compagno di banco. Perché se ci sono due nella non stessa solo in politica, no, ma in politica è proprio così, perché se ci sono due dello stesso partito nello stesso comune non si può pensare che tutti e due diventino deputati o tutti e due diventino consiglieri regionali, e quindi c'è questa lotta. Che cosa sta a significare questo? Sta a significare esclusivamente che la politica è diventata un fatto personale, di carriera personale. Poi ci sono persone bravissime che danno il loro contributo una volta che sono arrivati, quindi io non è che critico l'incapacità delle persone, critico una situazione in cui è tutto difatti quando c'era la democrazia cristiana che aveva tutte le sue correnti, prima però che esplodesse qualsiasi cosa arrivava una mediazione che portava a dei provvedimenti che erano consoni alla realtà di tutta la cittadinanza. Oggi non è più così. Oggi si è o bianco o nero. Montegrappa, Viale Montegrappa, o è bellissimo o fa schifo. Non c'è nessun tipo di mediazione, c'è solo il bianco e il nero. Io adesso poi voglio lanciare una prova, ma Stefano Cimati, sindaco di Bassano del Grappa, mi sembra un grillino. Un grillino, il Movimento 5 Stelle, non ha peli sulla lingua. Cioè, o è l'età che fa grado, che puoi dire quello che vuoi, che è giusto, soprattutto noi anziani abbiamo questa possibilità. Beh, ma guarda, non voi anziani, anch'io mi metto su quella logica, ne ho 53, non mi sento, cioè, insomma non sono neanche più un ragazzino, però mi sento di dire quello che penso, poi sbaglierò anche io, però voglio dire, cosa pensate di questo movimento a 5 Stelle che a Bologna ha quasi il 10%?
ha segnato un po' le sorti di questi referendum, perché si sono mossi in piazza e soprattutto in rete. Continuo a dire la rete, guarda, perché questo sì, è che dobbiamo dire. Voglio dire che non è più un fenomeno passeggero, No. Ce ne sono stati tanti in passato, Ma il popolo perché viola, non- i girotondi, sì, certo. i L'hanno voluto caroselli, congelare come il comico, il pirlotto. Però al Non è di più là tanto. non lo è più, ma tu hai nominato la parola magica, la rete. Cioè, veramente questo è un paese che ormai in mancanza di un'altra rete se ne crea una tutta propria. Ti faccio una domanda che sia leggibile e capibile ai nostri telespettatori. Secondo te, se domani mattina ci alziamo e le televisioni di tutta Italia hanno un blackout e non funzionano, ma dopo domani mattina ci alziamo e tutta la rete non funziona, qual è il male peggiore? Per far capire sì. l'importanza di internet e dei nuovi social network e della nuova comunicazione. Ma diciamo che un blackout della rete fermerebbe il mondo. Un blackout delle televisioni probabilmente... Andremo a bere l'acqua in piazza da Senti, da io ti Orio. posso dire una cosa, tanti anni fa c'era un paese in Europa, l'Ungheria, che io conosco, che aveva una sola televisione e il lunedì era giorno di riposo. Cioè non c'era, la gente andava a incontrarsi, c'erano le cene, gli incontri, probabilmente si facevano anche più figli in quel lunedì, però c'era il giorno di riposo. Io il mio editore continuo a dire Incredibile. torniamo a una televisione di 40 anni fa. Io conosco gente che non ha la televisione. Sì, ma comincio a conoscere tanta anch'io. No, tanti no, ma qualcuno Io lo sono uno di conosco. quelli che fa televisione, ma poca televisione. E comunque io prima non ho reagito e non mi sento per niente un grillino, No, anzi ho detto è un movimento il- che proprio io aborro, il piglio, perché il piglio. secondo me i movimenti che poi alla fine gridano proteste, c'è poco di costruttivo dal mio punto di vista. Però effettivamente se si fermasse la rete sarebbe la fine assoluta di tutta l'economia. Oggi l'economia, difatti io ogni tanto quando succedono dei fatti come quello dell'altro giorno che si sono bloccate le poste, poi facendo anche di mestiere un po' questo lavoro, io penso, noi lavoriamo con le compagnie di assicurazione, se dovesse bloccarsi un sistema informativo di una compagnia di assicurazione solo per una giornata succederebbe di tutto e di più. Ma pensiamo a quello che è successo nel Nord Africa. Non sarebbe stato immaginabile senza la rete. Un'esplosione di protesta in paesi che tengono tutto chiuso e bloccato con quella velocità, Certo. in paesi diversi, è chiaro che ormai la rete prevale dal punto di vista dell'informazione su qualsiasi altro strumento. Quindi per noi ci possiamo rassegnare che non possiamo più determinare un bel nulla. No, fortunatamente. Dico. no, diciamo che c'è una valenza della comunicazione, come secondo me c'è ancora una grande valenza nei giornali. E comunque non è che le davo del grillino nel senso offensivo, a parte che io stimo Beppe Grillo, mi piaceva morire, mi fa fare sempre 4 Per risate via. sane. Però Beppe Grillo, e poi siamo quasi in chiusura perché mi rispondeste tutti e tre, sta usando la tecnica o la tattica come Trapattoni, il catenaccio, che ha usato circa 25 anni fa un certo Umberto Bossi. Lui si è fornito della base, dalla base ha fatto esplodere questo siluro. In qualche maniera è questo che mi fa incuriosire di questo movimento. No. Dicevi, Secondo me sono due mondi completamente diversi. Bossi è una persona con delle intuizioni politiche straordinarie, ha difeso fortemente un'identità, quindi non è andato su tutto il territorio, non è stato solo protesta, ma è stata anche proposta. E secondo me oggi la Lega sta pagando il fatto di essere a Roma, il fatto di avere un socio che è su tutto il territorio nazionale e che fa dei provvedimenti che la fanno pagare qua nel Veneto, nella cosiddetta Padania, per cui sono fenomeni molto diversi. Io credo che la Lega abbia anche dei grandi meriti. Naturalmente bisogna vedere che evoluzione fa. L'amico Orio Mogellini diceva prima, ormai è diventato un partito, è vero. Un conto è essere movimento, come i grillini, certo. Un conto è diventare partito, quindi avere degli organi, avere dei colonnelli. E mi pare che la Lega, ad esempio, abbia diversi leader.
abbia diverse persone che nelle loro diverse sfaccettature sono dei leader. Io credo che se Bossi rinunciasse al suo incarico ci sono sicuramente nella Lega 3-4 persone che potrebbero sostituirlo in maniera molto valida. Il figlio no, è prematuro. Mi pare di no, ma ecco, ad esempio anche su quello vorrei spendere una parola, perché io sento tante critiche perché Bossi ci avvicino il figlio, perché Bossi ci avvicino sua moglie sul palco. Non dimentichiamo cosa ha passato fisicamente Bossi. È una persona straordinaria che con quello che ha avuto, proprio la sua volontà e la sua tenacia hanno fatto sì di andare avanti con un grande coraggio. Allora, tu sei d'accordo che il momento dei grillini sia... Vorrei dire che ha una grande sensibilità Cimatti, a me piace sempre, quindi anche, è il nostro amico apposta anche per questa quello, lo diciamo, precisazione su Bossi, certo, che anch'io stimo, a parte qualche errore quando diceva la bandiera. Insomma, lì si è giocato non condivido niente di Bossi, ma comunque sono d'accordo con voi. Io dico voi. che, come diceva prima sempre Cimatti, per quanto tu faccia bene, qualcuno certo, deve dirti. Ecco, credo che... Ma il movimento dei grillini lo trovi... Credo che Grillo ha saputo, con le sue stupidità, ma anche con la sua simpatia, con la sua verve di grande comico, catturare quelli che devono dire di no a ogni costo. Io credo... Non so quando sarà in grado poi di formare una questo base in dubbio lo vedremo. Propositiva. Intanto sta disfando, insomma, io però penso che non sia un fenomeno così da tenere sotto considerazione, perché il 10% a Bologna è molto. E poi in quanto proposte, insomma, proposte ne stanno facendo i grillini. In rete, insomma, si vede parecchio hanno il già movimento. La loro consistenza. Mi piacerebbe vedere altri movimenti che si svegliano. Vorrei dire che in questo referendum l'Italia sedesta, ma non vorrei che domani mattina torna sotto il lenzuolo, insomma. Ma perché dici questa cosa qua? Cosa ti preoccupa di più? No, ma cioè io dico, il movimento dei grillini è un movimento di giovani con coscienza. Cioè, perlomeno ci provano, non si ubriacano. Questo per me già è molto importante, ma non perché sia un grillino, non me ne frega niente. No, ma mi piacerebbe vedere, oltre al movimento dei grillini, che in alcune parti d'Italia è una realtà ormai considerevole, vedere nuovi movimenti. Io parlavo prima degli anni 70 senza nostalgie, però a scuola c'era più confronto tra i giovani. Cioè, adesso mi piacerebbe vedere i nostri ragazzi, che hanno già dimostrato in molti, andando a votare, che hanno una coscienza civile, ma di uscire, non solo per il problema specifico della scuola contro la Gelmini a favore, ma proprio per una loro proposta. Ma perché i giovani usano la rete. La rete è affascinata da chi sa usarla. Parlavo di questo perché Grillo è il primo che nella rete ha speso tutto quello che aveva. Ah sì, lui ha trovato la sua autostrada del consenso. Non sempre la rete è necessaria e sufficiente, voglio dire, però è comunque un elemento di cui non si può più fare a meno. E i giovani? Ma se tu usi la rete senza avere i contenuti, come hai detto tu, la gente non è stupida, quello che i politici si dimenticano, la gente non è stupida e prima o poi te lo fa capire. E prima o poi vi serve i 4 sì come sono venuti fuori oggi. Io ringrazio Stefano Cimatti, le auguro buon divertimento contro la gente che va in Viale Montegrappa ed è contenta. Perché io sono tra quelli, mia moglie ci abitava là, per cui anzi ha ancora dei parenti e quindi siamo contenti di quello che lei ha fatto, ma come sono contento di Orio Mocellin con questa bella magata dell'acqua minerale, perché è una cosa geniale secondo me e spero che venga raccolta da tanti comuni e spero che queste persone, che sono convinto che coloro che vanno a mettere questi distributori siano degli onesti lavoratori e non siano holding, quindi si spalma anche la ricchezza un po' per tutti come potrebbe essere il fotovoltaico, dice, vero? Certo, sì, insomma. Però è democratica. Sì. Le case hanno tanti punti morti che possono essere in qualche maniera reintegrati con le energie alternative. Grazie Stefano Cimatti, sindaco di Bassano, grazie Orio Mocellin, sindaco di Po del Grappa che ci ospiti in questa piazza. Grazie anche a te Alessandro Ticce, ci sentiamo ancora, assolutamente. Verrai ancora a trovarci? Ma la TV è l'ho sempre detto, è il mio brodo prodotto primordiale. Immagino, e io lo voglio condividere con te. Amici di Io Bianconero è proprio tutto, l'appuntamento è per giovedì prossimo, se lo vorrete, con Scratch, l'appuntamento sportivo di ciclismo, quindi sempre su questa rete, alle ore 21. E l'appuntamento con Bianconero è lunedì prossimo alle ore 21:45, strepitosamente in diretta. Settimana prossima parleremo ancora con l'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. Quindi buonanotte a tutti e insomma una buona vittoria per tutti, sì dai, siamo tutti contenti. A settimana prossima.
Thank you.